Buonasera, ben chiatats a Gnovis. Fat di Sanc a Coloret, a Chiauria di Coloret di Monte Alban, Enzo Minisini, 72enne, dal Puest, alla perduta la vita in tal corso di un sbarade, là che ieri state ferite anche una femmina di 44 anni, etiope, che si chiattava insieme con Minisini. La prima ipotesi des fuarcis dall'ordine che indaghi sul fatto coordinadis dal procuratore Massimo Lia, lei che Minisini al vedi tratta e femmine e dopo al vedi drecciata l'arme quintri sé. O soi savoltata, l'ha detto il sindic Luca Ovan, è un fatto tan brutto per una piccola comunità dove che si conosce in duci. La femmina è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine, ma non è in pericolo di vita. E la squadra mobile delle questure di Pordenone ha arrestato un 31enne di Prate di Pordenone ritenuto colpevole di tanti imbrois che i varesse infatti metti d'ogni pluvio mancul 30.000 euro. I fatti sono succeduti in tal 2009. L'OMP si faceva consegnare piccoli summis di base per cuviersi da investimenti che sarebbero conventati per rientrare in un'organizzazione fantomatica specializzata in speculazione. Dopo qualche disgraziata ci di tornare a vendere uri base, con minacce e intimidazioni, si faceva consegnare altris. Seconde di consecutive complui di 1000 news infezioni di Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, 1046 per precisione a fronte di 5.793 tampons molecolari e 5.565 prove antigeniche. 9 le persone ricoverate in terapie intensive con 130 pazienti ospedalizzati in che altri reparti. 3 le vittime che portano il numero complessivo dai decessi in regione dal principio della pandemia a 4.244. Gli autotrasportatori sono pronti là in place a incrociare i bracci contro il chiar carburante. Le associazioni di categoria hanno scritto ai parlamentari regionali per domandare di sostenere l'emendamento al decreto energie che ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposte par al 30% dal prestito industriale del gasolio al net dunque delle imposte sul valore zontate des accisis. Alle necessarie evitare a scrivere in Confartesanat, Confapi, CNA e FAI dal Friuli Venezia Giulia l'espulsione dal marchiato di miliardi di imprese e di bloccare il sistema del traffico nazionale su strade. C'è un'adeguata revisione dai presidi, le imprese si chiateranno in una condizione di fermare i veicoli per cercare le alternative e sarebbe di continuare a viaggiare in piardite. E Vignara anticipata la serata de stagione invernale in Friuli Venezia Giulia, a deciderlo gli stati della zona regionale insieme a Promo Turismo, che ha fissato di serà in plans con una settimana d'anticipo a pet dice carriere preventivate. Il nuovo calendario porterà così ai serate dal poi di Fordisore, Sauris e Sapade ai 27 di marzo, ai 3 di aprile, Partarvis, Zoncolan e Planchiaval e ultime Seleneve al 18 di aprile. La scelta è stata determinata di una bande di mancanze di neve e di che altre dall'aumento dei costi delle materie primis. Anche mo un avvistamento di l'ovs in Chiarnie che ste volte a Fordisore. 2 esemplari sono stati fotografati di lungo de strade che porta frazione di Andrassa. Per una prime stime, i l'ovs presenti in Chiarnie avaressen di essi una ventina e a continuino a crescere le testimonianze di inquintris, con però anche investimenti tragici, anche l'ultimo succeduto al 9 di marzo, passata a Sauris.
e è stata presentata al visionario di Udin il Nuf Band Restauro 2022, creata Fondazione Friul per valorizzazione del patrimonio culturale. 600.000 euro a disposizione in grazie di collaborazione con Intesa San Paolo e la Sovrintendenza. Il Band è drecciata a istituzioni, senza pubbliche, senza religiose, fondazioni, associazioni e onlus. La Fondazione ha sclarito il presidente Giuseppe Morandini e ha creato una banca dati di 12 interventi realizzati in tal corso da Jains, creando anche un archivio del patrimonio salvato in grazie di questo Band. Al Band si potrà partecipare fino ai 2 di mai, con la conclusione dei lavori fissate a 18 mesi di vertidure dal cantier. Udin dal 22 al 30 di aprile ospiterà la 24esima edizione di Far East Film Festival e la zona Tecemut, che nos sclarisse l'assessor Maurizio Franza, ha organizzato una serie di iniziative collaterali. Si arriva alla 24esima edizione del Far East Film Festival, che è la più importante manifestazione del cinema orientale che si svolge a livello internazionale. È un orgoglio per il Comune di Udine, voglio ringraziare il CEC che organizza queste manifestazioni che ha in città e che quest'anno ha voluto organizzare, con la collaborazione naturalmente del Comune, tutta una serie di altre manifestazioni che riguarderanno le principali vie e piazze della città, cominciate di via Mettiasvieri, che sarà la 13esima edizione del Far East Market, con quindi le vendite e le offerte merceologiche del settore. Coinvolge dopo anche Piazza Matteotti, la Piazza dei Siarbes, che sarà il cosplay contest, ossia saranno le rappresentazioni dai fumetti che caratterizzano che sempre aree orientali, e dopo anche altri laboratori didattici che saranno coinvolti per tutti i frutti e le famiglie, e quindi le principali piazze della città e anche i parchi della città, ad esempio anche Via Levate saranno delle iniziative, e quindi non nome il centro storico della città, ma anche altre aree della città, proprio per rendere più attive, per fare una partecipazione importante e un coinvolgimento di tutti in quell'evento che ormai non si è portato a ribalta internazionale, ha fatto conoscere Udine e Friuli in tutto il mondo. E anche per Osgnot alle Dut si torna a Viodi domani sera a Nuf Manculving. Mandi.